was. Oh, when he was. Since Jesus was. He washed my tears away. Oh, happy day. 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 Abbiamo già messo da parte tutte le atmosfere natalizie, ma soprattutto quelle dell'ultimo dell'anno. Ma noi di Penalty siamo ancora qui a tenervi compagnia anche per questo mercoledì 1 gennaio. Siamo in diretta alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Sarà una puntata speciale perché i campionati dilettantistici sono fermi, si ritornerà in campo tutti domenica prossima. Pertanto questa puntata sarà tutta incentrata sui face to face che abbiamo sin qui realizzato. A voi la buona visione. Bentrovati nel nostro face to face, 7 domande per 7 risposte. Tra qualche istante sveleremo il volto del nostro ospite e vi anticipo che lui è un direttore sportivo in ascesa, dalla personalità spiccata e da una forte voglia anche sempre di mettersi in gioco. Lui è Aurelio Lobianco. Ciao Aurelio, ben trovato. Ciao Ettore. Guarda che adesso cercheremo di capire altri lati che non sono sportivi della tua figura. Tu sei nel mondo del calcio da tantissimo tempo, diciamolo pure. La prima domanda che ti faccio è la seguente: quanta personalità ci vuole per stare nel mondo del calcio? Questa è una bella domanda tosta, ma diciamo che ci vuole tanta personalità, ma nello stesso tempo ci vuole tanto carattere, perché è un mondo molto particolare, come tu ben sai, quindi non devi lasciare niente, non devi tralasciare niente, quindi devi essere pronto a tutto e devi avere la personalità giusta per portare avanti quello che è il tuo credo. Senti, qual è la rinuncia più grande che hai fatto svolgendo il ruolo da direttore sportivo? Ma la rinuncia che ho fatto è magari passare dei momenti con la famiglia, con mia moglie, con il bambino, per il calcio. È una cosa che molte volte me lo rimprovero, però dall'altro lato anche grazie a mia moglie che sa quanto io amo questo sport e quanto ce l'ho dentro, quindi mi asseconda su queste scelte, ecco. Qual è l'emozione più forte che hai provato da quando appunto svolgi l'attività di direttore sportivo? Ma l'emozione più forte che ho provato sicuramente la vittoria del campionato con allora Resuttana San Lorenzo, quando abbiamo vinto il campionato, abbiamo toccato la storia dalla promozione, abbiamo fatto il doppio salto, sì. Prima categoria promozione, promozione eccellenza, ma l'anno che abbiamo vinto il campionato e siamo andati in eccellenza è stato un momento che me lo porto dentro perché mi ha regalato delle emozioni importanti. Immagino sicuramente sono momenti che rimarranno indelebili nei ricordi della tua mente, no? Ma assolutamente, al di là di come vanno le cose, come si prosegue poi il cammino che ognuno fa, sono cose, le emozioni e la cosa più importante sono i legami che ti lasciano le persone con cui hai trascorso dei momenti importanti. Aurelio, una domanda un po' particolare, perché vorrei sapere cosa sei pronto a sacrificare per un altro momento di gloria importante? Ma io ti dico che la cosa più importante, cioè quando tu riesci a sacrificare, se così si può dire, o comunque ad essere meno presente nella famiglia, penso che questa è la cosa più grande che si possa fare. Quindi sono pronto, ahimè, anche a sacrificare il tempo che possa dedicare alla mia famiglia per il calcio e comunque agli amici e alla vita quotidiana.
Mentre invece se tu non avessi fatto il direttore sportivo, cosa ti sarebbe piaciuto essere? Ma ti dico, il direttore sportivo deve essere anche un grande allenatore. Ma io da quando faccio il direttore sportivo non sono mai entrato nelle scelte dell'allenatore, ho avuto sempre un rapporto d'affinità e di collaborazione, ma ha sempre deciso l'allenatore, non mi sono mai messo a dire fai questo, devi Sì. fare questo, perché Sì. è una cosa che odio, è una cosa che è fuori dai miei canoni. Però ti dico che se non facevo il direttore sportivo, la cosa di fare l'allenatore mi affascinava e mi affascina tanto, perché comunque vivi il momento. Insomma, rimarresti sempre nel mondo del calcio. Assolutamente sì, in un certo il senso. calcio è dentro il mio sangue, è quello che si ha dentro, è difficile, nessuno e niente può portarlo via, ecco. Il regalo più bello che potresti fare alla persona più importante della tua vita? Allora, penso che il regalo più bello che ho fatto e che ci siamo fatti è il nostro figlio Che si con chiama? la mia compagna Mattia. Quindi la cosa più bella che ho realizzato insieme alla mia compagna è il nostro figlio, che sono le emozioni più assurde e più immense che ci possono essere Immagino. nella vita. Ho l'impressione che però mi hai bruciato la domanda finale, perché adesso mi dovresti classificare le cose più importanti della tua vita tra famiglia, amici e dirigenti sportivi, perché è una categoria certamente che non va classificata quasi sempre con gli amici. Diciamo che la famiglia prima di tutto, Sì. sempre e comunque. Ricordiamo il nome della tua compagna? Antonella. Antonella. La famiglia sempre al primo posto, assolutamente, quella è sacra. A prescindere dai risultati A prescindere sportivi. dai risultati sportivi, e ti dico che i risultati sportivi e le soddisfazioni nel calcio avvengono solo se dietro hai una persona e una famiglia unita che ti aiuta in qualsiasi decisione tu prendi. È vero. Dopo l'esperienza a San Cataldo, mia moglie si parlava di calcio. È stata una persona di riferimento. Sì, assolutamente. Il prossimo anno cosa farai? C'era la possibilità di andare fuori la Sicilia, lei mi ha guardato e mi ha detto vai, perché Vai. so che quello che fai lo fai con passione e con amore. Quindi quando accanto hai una persona che È giusto classificarla al primo al posto. primo posto. Mentre invece al secondo, al secondo... tra amici e dirigenti sportivi? Diciamo che sempre comunque gli amici, perché gli amici vengono subito dopo la famiglia. I dirigenti sportivi sono persone che nel percorso del lavoro e della vita incontri, ci sono quelli che diventano amici, quelli che non poi ti perdi per diverse vicissitudini, però è giusto classificare al secondo posto gli amici e poi i dirigenti sportivi, che non ti nascondo che possono nascere anche grandi legami. Assolutamente, certo, ci mancherebbe, soprattutto poi quando arrivano i risultati, no? Assolutamente. I risultati sono quelli che poi alla fine sono importanti. Però ti dico, io uno delle persone con cui sono rimasto molto legato è Antonio Cottone, che Sì. a Misilmeri non abbiamo vinto, però eravamo entrambi consapevoli che abbiamo lavorato bene e là si è cimentata una grande amicizia, un rapporto di stima che io stimo tanto sia come uomo che come personaggio del calcio e che mi lega tantissimo a lui. Quindi Ti sei raccontato, al di là di quelli che sono le normali interviste legate a risultati, classifiche, andamenti di stagione di alcune società. Grazie Aurelio. grazie a te, è sempre un piacere. Bene, noi chiudiamo qui lo spazio della nostra trasmissione. Appuntamento al prossimo Faccia a Faccia. È il più giovane dirigente sportivo in una società siciliana, dalla sua energia, preparazione e tanto futuro. Oggi nel nostro face to face 7 domande per 7 risposte abbiamo Lorenzo Giovannone. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao Ettore. Che emozione provi del fatto che insomma da giovane ti stai catapultando in una realtà calcistica regionale importante come è appunto il campionato di Serie D?
Tante emozioni intense, direi sia positive che a volte negative, perché poi si sa che il calcio non è tutto solo gioie, rose e fiori, però dato che il calcio è la mia passione sono davvero contento di questa opportunità. Ma cos'è che ti spaventa in modo particolare nell'occupare questo ruolo di grande responsabilità? Guarda, è proprio la responsabilità, perché nonostante io sia giovane mi ritrovo comunque a rappresentare una squadra di una città importante e quindi devo avere diciamo il decoro di un dirigente all'altezza della squadra e della città. Un'altra domanda un po' particolare è questa. Come vedi il calcio tra 20 anni, quando tu non sarai più giovane? Beh, è una domanda molto difficile perché possono succedere tantissime cose in 20 anni. Sicuramente negli ultimi 20 anni il calcio è diventato sempre più spettacolare, perciò penso che lo spettacolo sarà al centro anche da qui ai prossimi 20 anni, perciò ci sarà sempre più incentrato sul business anche di renderlo un gioco più... Il marketing diventerà predominante, diciamo. Assolutamente, e questo si sta vedendo anche in competizioni come la Champions League, Sì. dove il nuovo format premia le più partite e quindi si andrà sempre in quella direzione. In quella direzione. Qual è la tua più grande aspirazione proprio nel mondo del lavoro? Perché tu fai un lavoro un po' particolare. Allora, diciamo che quando si è nel calcio, come lo sono io con mio padre, lo si è in due vesti, quella del dirigente sportivo e quella poi dell'imprenditore o del manager nel mio caso. Sicuramente per quanto riguarda la Nissa, la mia ambizione è diventare un dirigente importante nella Nissa, quindi crescere Sì. insieme alla squadra della città di Caltanissetta, non avere una carriera nel calcio slegata dalla Nissa. E a livello lavorativo lo stesso discorso. Come superi le difficoltà nel percorso lavorativo attualmente? Perché insomma le difficoltà arrivano sempre, no? Arrivano sempre, però si può fare un paragone tra il lavoro e il calcio. Sì. Una cosa che mi ha insegnato mio padre fin da bambino è che nella vita, come nel calcio, si vince e si perde, però non è una partita che fa la differenza, ma è un intero campionato. Perciò una difficoltà si può avere sicuramente sul lavoro, si può anche non superare in quel momento, l'importante è rialzarsi ad affrontare la prossima sfida. E ricominciare. Assolutamente. E ricominciare. Conosciamo meglio Lorenzo, giovanissimo, che come tanti altri ha tanti obiettivi, ma queste responsabilità ti hanno cambiato nel tuo percorso di crescita? Sicuramente perché io ho 24 anni, però in particolare nella città di Caltanissetta per tutti sono un po' quello che rappresenta il presidente della Certo. Nissa, perciò sono più conosciuto per essere in un certo senso il presidente della Nissa piuttosto che per essere Lorenzo. Quindi questa è un'esperienza che sicuramente mi sta formando. Senti, parliamo del rapporto con papà. Papà Luca ti ha detto adesso tu vieni a lavorare per la Nissa. Cosa hai provato in quel momento? Beh, è stata un'emozione forte perché è stato scoprire qualcosa che non conosci, Ma non te l'aspettavi? tutto insieme. Non me l'aspettavo, allora in un certo senso me lo aspettavo perché con mio padre abbiamo sempre condiviso le stesse passioni fin da quando io ero bambino e il calcio è una delle passioni che abbiamo condiviso da sempre. Non a caso abbiamo avuto insieme l'esperienza da sponsor del Milan e quindi è una passione che anche a livello di aziendale, lavorativo abbiamo condiviso. Quando lui mi ha annunciato questa nuova E ti ha avventura investito di questo ruolo? a Caltanissetta, in realtà ero sicuramente felice e curioso di iniziare questa nuova avventura, però da un'altra parte mi interrogavo anche di cosa mi dovesse aspettare. Sì. Ed è andato tutto come previsto? Tutto come previsto no, perché appunto non sapevo cosa aspettarmi, però sicuramente sono contento di quello che è stato lo scorso anno, di quella che è
questa stagione e sono felicissimo di ricoprire questo ruolo. Voglio chiudere questa puntata del nostro Face to Face con una domanda un po' particolare. Tu sei giovane, tu da giovane qual è il suggerimento che vuoi dare a tutti i ragazzi che si apprestano a vivere il loro percorso lavorativo? Beh, sicuramente è quello di fare in modo che davvero si segua la propria passione come a livello lavorativo, perché se si riesce a lavorare in qualcosa che ti piace fin da bambino, allora lì hai vinto, insomma. Certo. Anche il lavoro diventa parte integrante della tua vita, ma che fai, affronti con gioia e serenità. Quando questo non è possibile, perché non è sempre possibile, sicuramente io consiglio che prima di scegliere la propria strada lavorativa sia importante formarsi. Quindi l'esperienza diventa fondamentale. Assolutamente, assolutamente. Più esperienza c'è, più fattibilità di successo insomma arriva. Sicuramente, e poi ecco, sicuramente la formazione non finisce mai, non si smette mai di imparare e il lavoro spesso si apprende facendolo, quindi. Chiaro. Grazie Lorenzo, ti abbiamo conosciuto al di là di quello che è il tuo ruolo sportivo e ci è piaciuto perché insomma hai dimostrato di essere una persona duttile, facile e soprattutto diretta, con le idee ben chiare. Grazie e buona fortuna di tutto. Grazie a te Ettore. Chiudiamo qui la puntata di Face to Face, 7 domande per 7 risposte e vi diamo appuntamento alla prossima. Bentrovati con una nuova puntata di Face to Face, ovvero 7 domande per 7 risposte. Scopriamo oggi il nostro ospite, Francesco Tantillo. Ciao Francesco, ben trovato. Salve, salve. Cercheremo di capire quelle che sono le tue qualità al di là delle tue capacità sportive che sono considerevoli. Sei Bene. pronto? Prontissimo. Anche perché la prima domanda è un po' particolare. Essere troppo giovani nel mondo del calcio è conveniente oppure no? Essere giovani, no, a volte magari forse c'è più tempo per imparare, in modo che così quando si è più vecchi si può arrivare già in una situazione di situazioni importanti, ecco. Però è anche vero che è sempre molto impegnativo, molto difficile. Sempre sì, quello sempre. O si è giovani o si è vecchi, quindi la situazione è sempre impegnativa. È sempre molto impegnativa. Ma ci sono troppe invidie, secondo te, nel mondo del calcio dilettantistico, soprattutto siciliano? Allora, le invidie esistono ovunque. Quindi, Certe come volte si però suol sono dire, accentuate. sono accentuate perché soprattutto per chi fa bene. Quindi se tu fai bene sicuramente non sei visto alla grande, sei visto sempre in una situazione di qualcuno cerca di fare meglio di te e allora cerca sempre di tirarti il E piede. in questo caso tu come ti comporti? Magari cerco di tirare per la mia squadra e non ascoltare mai nessuno, per la mia strada, attenzione a non ascoltare mai nessuno e quindi di cercare di fare qualche macumba ogni tanto. Addirittura. Francesco, ma c'è stata mai qualche delusione da parte tua nei confronti di qualche dirigente? Sì, quello succede, può capitare, se considerato che sta con tanti dirigenti, quindi a volte capita magari di rimanere deluso per qualche situazione un po' E come ti particolare. sei comportato? Che ho lasciato comunque cadere la cosa perché non sono il tipo sempre che cerco di attaccare qualcun altro, no, cerco poi di Ma ponderare. butti acqua, non butti fuoco. Mai buttare fuoco perché lo faccio sempre per il bene della società per cui lavoro, ecco. Ma come nasce un rapporto di fiducia tra un direttore sportivo e l'atleta che magari in quel momento fa parte della stessa società? Ma nasce con il tempo, perché devi comunque trasmettere e fare sentire quell'atleta anche importante. Quindi io mi curo sempre, sotto questo punto di vista cerco di fare sentire sempre i miei ragazzi importanti e soprattutto di non fare mancare nulla. La vita da direttore è una vita fatta anche di vittorie, fatta anche di sconfitte, ma nel caso di una sconfitta, cioè tu come vivi la tua sconfitta quando ritorni poi a casa? Ti racconto un aneddoto, no? Vai. C'è stato un periodo l'anno scorso dove praticamente con il San Giorgio Piana abbiamo fatto un paio di partite, una sconfitta, un pareggio, qualcosa, comunque un pochettino stava andando male, no? Quella squadra era abituata a vincere. Allora tutti si aspettavano che io arrivavo al campo per fare un pochettino di invece? macello, come si suol dire.
invece ho comprato della carne, della salsiccia e abbiamo fatto una grande arrostita. Hai dato ancora più fiducia al Sì, progetto. e da lì siamo ripartiti. Questo per me significa il valore di squadra, ecco, perché magari la sconfitta ci sta, però sono convinto che delle sconfitte si tira fuori tanta esperienza e si cresce. In questo caso, dopo una sconfitta, il rapporto con la tua famiglia subisce Sì. delle variazioni umorali? Sì, me lo dice sempre mia moglie, perché arrivo a casa con un altro stato d'animo, cioè magari sono più predisposto a litigare. Quindi sì, subisce. La sconfitta è Quanto proprio- tempo ci vuole per smaltire una sconfitta a casa? Allora, se gioco di domenica, fino a martedì, perché il Il lunedì tempo che ritorni di nuovo a parlare e No, vivere perché il lo lunedì escono spogliatoio. tutte le testate giornalistiche, no? Quindi si parla Certo. male di quello che è stato fatto il giorno prima. Quindi, ma martedì si ricomincia. Qual è l'aspirazione di Francesco Tantini? La mia ispirazione è quella di andare più in alto possibile, quindi guai se non fosse così. Chiaro. Quindi forse non sono solo io che... La mia però non è una domanda scontata, perché comunque spesso e volentieri in molti vedono un'aspirazione che va al di là di quello che è il lato sportivo, no? Alcuni Sì, invece sì. hanno un'aspirazione magari personale, No, di per famiglia. per o di me stiamo parlando di calcio, attenzione. Sì, è anche vero, Quindi è anche vero. Io dico che per me la mia aspirazione è quello, spero un giorno di poter fare professionismo. Questo è quello che io... Quanto ci stai mettendo del tuo? Tanto, ci sto mettendo tutta la mia passione, soprattutto tutta nel mio piccolo la mia conoscenza. Questo sì. Chiudo con una battuta. Ti sei sentito vero nel raccontare queste cose tue personali che vanno al di là di quelli che sono i risultati, le classifiche che ogni domenica invece devi vivere in prima persona? Sì, in realtà sono questo, quindi sì. Perfetto, grazie Francesco, Grazie a te. per essere stato con noi qui nel nostro Face to Face che ritornerà ancora una volta presto qui con voi. Bentrovati nella nuova puntata di Face to Face, 7 domande per 7 risposte, cercando di scoprire le qualità del nostro ospite di questa puntata. Vi do subito una scheda introduttiva. Allenatore elegante, garbato, preparato. Non scende mai a compromessi, nel bene e nel male. A Face to Face Marco Mineo. Ciao Marco, ben trovato. Ciao Ettore. I riflettori puntati in questa puntata del Face to Face, cercando anche di scoprire quelle che sono anche le tue qualità extracalcistiche. Grazie. Sei pronto? Prontissimo e grazie per l'introduzione. Allora, prima domanda. In questo calcio dilettantistico, secondo te, è meglio fare l'allenatore o il calciatore? È meglio fare il tifoso, nel senso che è difficile sia l'uno che l'altro. Io ho una carriera da giocatore breve, quindi diciamo, poi ho preferito andare a lavorare perché mi dava più sicurezza economica, dopodiché ho cominciato a fare allenatore. Devo essere sincero, io preferisco fare l'allenatore perché è una passione, perché ti entra nelle vene e quindi è più, ti dà più quell'adrenalina che forse il giocatore ha per 90 minuti, l'allenatore c'ha credo per 365 giorni l'anno. Dura quindi un po' di più dura l'allenatore. leggermente un po' di più È vero. e ti accompagna, ecco. Senti, generalmente l'allenatore è sempre un uomo solo, prima della partita oppure anche dopo la partita. Ma ne vale la pena? Questa è una domanda che mi sono fatto negli ultimi 2 anni. Ne vale la pena, Ettore? La verità è che ne vale la pena. Io ti dico che quell'emozione prima di una partita o quella preoccupazione dopo una partita, perché tu pensi sempre a quello, ti danno una carica importante, ti danno la voglia di vincere la prossima, di lavorare in settimana con grande determinazione, perché appunto l'allenatore è vero che è un uomo solo, ma è proprio da solo che deve preparare tutto, deve cercare di fare il meglio per poter vincere la prossima partita ed è sempre una A prescindere sfida. dalle difficoltà? Sempre, a prescindere nel nostro calcio dal faro che non funziona, dal pallone sgonfio, a prescindere da tutto tu devi levare tutte le giustificazioni che puoi e devi essere lì pronto a ricominciare, sia che sia andata bene la domenica sia che non sia andata bene. Senti Marco, ma ami di più l'atmosfera della squadra prima della partita oppure dopo magari una vittoria o una sconfitta? Vincere è una di quelle sensazioni che mi dà una grande
emozione, sempre, qualunque partito abbia vinto. Ne ho vinte tante. Di contro ti dico che perdere mi comincia a dare fastidio molto di più della gioia che mi dà una vittoria. Quindi non lo so, io credo che la cosa più bella per fare un allenatore è tutta la settimana, creare qualcosa di importante. Poi purtroppo, come diceva Lidom, la domenica ci sono le partite, si devono giocare. Si devono giocare. E lì chiaro. la tensione può fare brutti scherzi in un allenatore. Ecco, in questo caso a te piace più prima del risultato, quindi prima di entrare in campo, oppure ti godi di più una possibile vittoria, oppure, ahimè, una sconfitta dopo la partita? Mettere per me la domenica, quando faccio l'allenatore, è una sorta di rito. È un rito la mattina, è un rito durante il pranzo con la squadra, è un rito prima della partita, è un rito dopo la partita. Quindi non ti so dire cosa mi piace di più. Fare allenatore è essere allenatore, quindi diciamo mi piace tutto di questo ruolo. Ecco, un'altra domanda che riguarda gli allenatori è proprio questa, quella che sto per farti. Ma cosa ti piace degli allenatori professionisti e cosa non ti piace invece degli allenatori dilettanti? Degli allenatori professionisti mi piace la serenità di svolgere il lavoro in condizioni completamente diverse da quelle che svolgiamo noi. Immagino, e quindi immagino. avere tutto a disposizione, avere chi ti levi i pensieri. Dell'allenatore dilettante mi piace il saper trovare la soluzione a tutte le Io problematiche. ti ho chiesto però quello che non ti piace degli allenatori dilettanti. Quello che non mi piace dell'allenatore dilettante è che molto spesso mettono da parte l'etica per una panchina e molto spesso non riusciamo a capire che forse dovremmo essere più uniti fra di noi invece di essere così poco carini e poco corretti. Chiamiamolo egoismo? L'egoismo è una parte importante per fare l'allenatore, egocentrismo e egoismo, però ti dico che secondo me la categoria tutta dovrebbe avere un'etica e un maggior rispetto del proprio ruolo. Secondo me ci sono due persone di cui una partita di calcio non può fare a meno, e non lo dico io, lo dicono nelle regole, che sono l'arbitro e l'allenatore. E quindi l'allenatore deve capire il valore reale che lui ha e che è molto più importante sia dei giocatori sia della società. Dicendo questo, probabilmente per tua esperienza personale non è escluso che ci sia stato qualche battibecco anche con qualche collega, no? No, battibecchi io ne ho pochi, nel senso che poi mi piace sempre instaurare buoni rapporti. La verità è che spesso l'accaparrarsi una panchina diventa più importante dello stare in armonia con una persona. Io questo non lo tollero, non mi piace che si chiamino i giocatori di una squadra, non mi piace che si chiamino i dirigenti di una squadra, i presidenti, da parte di un allenatore. Ripeto, secondo me è giusto farsi notare, è giusto anche, tra virgolette, cercare una panchina, ma non a discapito di un collega. Marco, tu stacchi la spina dopo la partita oppure ci vogliono un paio di ore prima che ricominci ad essere te stesso, perché l'adrenalina probabilmente ti ha letteralmente immerso in sensazioni? Stacco la spina dopo la partita e mi piace rilassarmi, ma credo che il relax duri poco, perché subito dopo, quando finisce la partita, dopo un'oretta e mezza, devi cominciare a pensare alla prossima, e quindi il relax di un allenatore è veramente... Il relax di un allenatore è a maggio, quando finiscono i campionati, da maggio a C'è luglio un po' più di serenità. uno si rasserena, ma comunque la fissazione del calcio è davvero... Solo un pazzo può fare l'allenatore, lo dico sempre. La domanda che probabilmente può diventare un po' particolare per te: ma fuori dal calcio, Marco Mineo chi è? Quali sono le cose che ti piacciono e quelle che ritieni fastidiose? È una bella domanda. Io sono una persona molto contenta del mio percorso di vita e della mia vita in generale. Ho una splendida famiglia, ho un lavoro che mi gratifica, che ho costruito con tanti sacrifici, e quindi diciamo la cosa che mi piace di più della vita in generale è quando i meriti vengono, dopo i sacrifici, diciamo, i meriti ritornano al mittente, diciamo, e questo mi piace. Non mi piace quando le persone sono arroganti e presuntuose, e non mi piace quando cercano sempre di prevaricare l'altro con mezzucci. Ecco, questo è come nel calcio, un po' nella vita. Un po' nella vita, chiaro, è logico. Si Assolutissimamente. riflette poi, perché il tuo mondo, bene o male, è anche quello, e soprattutto quello legato al calcio. Io credo che ognuno di noi ha una vita, ha il suo passato, ha la sua esperienza, vive la sua vita. Non mi piacciono i giudizi o i pregiudizi,
le persone si devono conoscere. Ecco, quando tu non conosci una persona e ti permetti di giudicare, per me non sei una persona corretta, e quindi a me la scorrettezza non mi piace. Bella risposta. Vediamo come ti comporti in questa ultima domanda che chiude il nostro faccia a faccia. Ti senti più un allenatore libero o un uomo libero? No, io mi sento un uomo libero, ma per le ragioni che dicevo sopra, nel senso che sono riuscito ad a raggiungere un sogno nella mia vita, sono riuscito ad avere dei buoni risultati, ho una bella famiglia, le persone mi stimano, quindi io mi sento un uomo libero per questo, nel senso che non ho peli sulla lingua, se devo dire una cosa la dico, ma sempre nel rispetto delle persone, che secondo me è una cosa fondamentale. Però quindi in automatico ti senti anche un allenatore libero. L'uomo e l'allenatore vanno di pari passo. Vanno di pari passo, non c'è una non si differenza. dividono. Non c'è una differenza fra fuori dal campo e dentro il campo. Io molto spesso negli ultimi anni mi hanno tacciato di bontà nei confronti dei giocatori. Io rispetto i miei giocatori sempre e non posso essere diverso da quello che sono. Io sono questo, dopodiché posso piacere, non posso piacere, questo ovviamente lo dicono i risultati. Certo. Ci sono delle persone, dei giocatori che mi adorano, dei giocatori a cui piaccio meno. Poco importa, l'importante comunque, diciamo, nella mia vita è essere sempre me stesso e non rinunciare mai alle mie idee per un compromesso. Questo non è mai accaduto in 44 anni, spero che non possa accadere nei prossimi 144. Allora io ti auguro buona fortuna per tutto, Marco. Grazie Ettore, è stato un piacere. Abbiamo dunque concluso qui lo spazio insieme a Marco Mineo. Appuntamento al prossimo Face to Face. Benvenuti nel nostro Face to Face. 7 domande per 7 risposte. Andiamo subito a conoscere il nostro ospite nella puntata odierna con una brevissima scheda introduttiva. Dirigente per passione e cultura sportiva. Profondo conoscitore delle regole scritte e non scritte. Con noi Giovanni Castronovo. Buonasera. Ben trovato. Allora, attenzione perché la nostra è una trasmissione dove cerchiamo anche di conoscere l'altro lato, in questo caso del dirigente sportivo. La prima domanda che ti faccio è la seguente. Perché ami profondamente il mondo del calcio? Perché ci sono nato, perché comunque ha segnato la mia vita a 360 gradi, perché è stato fonte di conoscenza, aggregazione, amicizia. E quindi ci sono nato da... Fonte anche di tanti sacrifici probabilmente, no? Adesso sì. Poi quando giocavo è ovvio che, diciamo, era solo diletto. Poi per conciliare gli impegni professionali con gli impegni sportivi ovviamente si fanno sacrifici, però poi le gratificazioni ti vengono date dalle vittorie, dai riconoscimenti che E in altri quel ti caso fanno. passa tutto. E passa tutto proprio perché c'è la passione smisurata. Qual è la tua più grande delusione dal punto di vista dirigenziale nelle società dove hai vissuto? Diciamo ci sono due momenti brutti ad Agrigento nel 2012, dopo aver pareggiato 2-2 a Città della Cava, a Cava dei Tirreni contro Città della Cava. Ci apprestavamo a disputare la gara di ritorno all'Esteneto con 5.000 persone e purtroppo abbiamo perso 0-1 a 11 minuti alla fine. Quella è stata una grossa delusione perché già mi vedevo in Serie D, e tant'è che proprio a dimostrazione di quello che ritengo di essere, avevo comprato delle bottiglie di spumante per festeggiare, così come sono le ho date. Non sei scaramantico, insomma. No, le ho in questo date- caso le ho avevi già date- comprate. Le ho date ai dirigenti della Città della Cava, che hanno molto apprezzato. E l'altra è connessa sempre con l'Agragas, la partita, diciamo, sciagurata di Mazzara, dove abbiamo perso inopinatamente contro la Sagratadese Lo 3-0, spareggio per andare ma in Serie più che B. altro non solo per la sconfitta, perché non c'è mai stata una partita, perché abbiamo approcciato male la partita, siamo passati in svantaggio e poi il portiere nostro ha pensato bene di farci cacciare fuori per un calcione all'attaccante avversario e la partita è finita lì. Cambia tutto. Quindi diciamo abbiamo partecipato alla finale ma da ospiti, e questo, diciamo, mi è dispiaciuto È un grande tanto. rammarico, Sì, insomma. ma anche perché ho visto diversi tifosi dell'Agragas piangere, e questo, diciamo, è una cosa che mi ha segnato. Giovanni, si può fare a meno del chiacchiericcio che c'è nel mondo del calcio dilettantistico, soprattutto siciliano?
Perché ce n'è tanto, diciamolo pure. Ma il chiacchiericcio è anche in Serie A, in Serie B, in tutte le categorie. Secondo me è anche dettato anche da un ambiente che certamente non è particolarmente colto e quindi si nutre molto spesso di luoghi comuni, di dicerie, Del sentito dire. del sentito dire, senza che poi magari attribuiscono delle scorrettezze a qualcuno che non l'ha mai fatte, delle partite un po', come dire, taroccate senza che ciò è mai avvenuto. Però purtroppo anche questo fa parte del calcio, così come c'è nella politica, c'è nel calcio, e secondo me è insito con lo sport e con quel contesto non di alto livello culturale che purtroppo È vero. lo connota. È vero, è vero. Ma come fai a conciliare famiglia, lavoro, calcio? Cioè, tempo libero zero. Il tempo libero è anche il calcio. Questo è anche vero. Si fanno dei sacrifici, è normale che la mia presenza quest'anno per esempio a Castellammare non può essere mai assidua perché ovviamente la mia agenda è dettata dagli impegni professionali che sono quelli che diciamo sono predominanti rispetto a tutto, però ovviamente sono anche supportato dalla famiglia che mi conosce da sempre, prima con la passione del calcio come calciatore, poi come dirigente, quindi da questo punto di vista non ho avuto mai ostacoli. Certo si fanno indubbiamente dei sacrifici, però ripeto, Tante rinunce. sì, è ovvio che si fanno pure delle rinunce, dei fine settimana, come fanno tanti, perché ci sono le partite, però ripeto, questa è la mia vita e non intendo cambiarla, per cui finché Per il Signore... nessun oro al mondo. Assolutamente come si no, suol finché il dire. Signore mi darà la grazia e qualche società ritiene di darmi fiducia, continuerò a svolgere questo compito, anche perché andando avanti con l'età e avendo a che fare con i ragazzi mi mantengo sempre giovane. Giusto, giusto. Ma qual è effettivamente il tuo sogno da dirigente sportivo? Qual è il tuo sogno che ti sei portato da quando hai iniziato ad avere anche questo ruolo? La massima aspirazione sarebbe avere un ruolo importante una delle squadre del cuore, che è il Palermo. Indubbiamente sarebbe quello il coronamento, diciamo, di tanti sacrifici, perché comunque è la squadra per cui ho sempre tifato e quello sarebbe il massimo. So che è un'utopia, ma se proprio devo dire appunto qual è il mio sogno, mi piacerebbe... Tutto questo da quando hai iniziato a fare il dirigente sportivo? Certo, Hai avuto sempre quell'obiettivo? Sì, mi è sempre piaciuto, perché comunque come dire, il sangue rosanero scorre nelle mie vene, quindi far parte di quella dirigenza, ripeto, poi non è un problema di ruolo, certamente non deve essere un ruolo defilato, insignificante, qualcosa di serio e di un apporto calcistico che posso dare. Quant'è lungo il metro che distanzia il ruolo di direttore generale con la squadra che gestisce? Ma sai, bisogna essere abili, così come si fa con i figli, a dare il bastone alla carota. Io sono il primo, come si può notare dai social, a esultare e a portare i ragazzi in quel famoso Ma ci video sta pure, alle corti quando si vince, però sono il primo a redarguirli e probabilmente punirli sia a livello disciplinare ed economico quando si fanno cacciare fuori immotivatamente, quando si scopre che magari hanno fatto una notte brava prima di una partita o prima di un allenamento, quando si salta un allenamento senza un motivo, quando si simula un infortunio, quando ci sono determinati comportamenti. Quindi è un metro che si allunga e si accorcia Sì, in deve base anche alla devi tipologia. essere elastico e poi a seconda degli ambienti in cui sei. Alla Palmo Valle a Castellammare è un metro, all'Agrega se n'è un altro, quindi là ad Agrigento i giocatori erano dei professionisti. E quindi avevi un altro quindi metro. c'era un maggiore rigore, sia alla Palmo Valle che a Castellammare. Molti ragazzi conciliano il lavoro o lo studio col giocare a calcio, quindi è necessaria una maggiore elasticità, per cui non bisogna essere, come dire, schematici o avere delle regole fisse, bisogna essere flessibili a seconda delle situazioni, però poi il rispetto te lo devi guadagnare tu per la tua presenza, perché Chiaro, comunque chiaro. i ragazzi devono capire che comunque se dici una parola lo dici per il loro interesse, se dai un apprezzamento o dai un rimprovero non lo fai perché li vuoi denigrare ma perché li vuoi stimolare a fare meglio, e se
ovviamente ti riconoscono anche capacità e competenza calcistica, ovviamente Diciamo che poi il la gioco è fiducia te la fatto. devi anche tu Sì, conquistare. ma avviene in tutti gli ambienti, lo stesso vale per l'allenatore, perché Chiaro. poi i ragazzi, come dire, ti toccano il polso e devono capire se c'è effettivamente competenza oppure magari hai quel ruolo solo per partecipare a qualche trasmissione sportiva o dire la tua bonariamente, quando invece poi si rendono conto che magari c'è qualcosa di buono perché riesci ogni anno a trovare un giocatore e lo poni alla ribalta, e se lo fai per 15 anni di fila forse c'è un po' di competenza. Assolutamente. Ma il ruolo del dirigente sportivo sta cambiando o sta cambiando il mondo del calcio? Perché camminano insieme, ma sono certe volte anche distanti. Allora, il mondo del calcio sta cambiando e quindi anche il dirigente sportivo deve cambiare perché è richiesta una maggiore cultura. Prima non c'erano i contratti sportivi, oggi ci sono i contratti sportivi, quindi il dirigente sportivo non lo può fare chiunque. Però dall'altro lato assistiamo a figure di soggetti che non hanno mai fatto il direttore sportivo, non hanno mai fatto il direttore generale, non hanno mai fatto il presidente, siccome hanno una disponibilità economica e Si allora possono permettere. si riciclano in ruoli che non sono, di cui non sono all'altezza, e poi i danni si vedono sotto gli occhi di tutti. Quindi il problema è, per fare qualsiasi lavoro, avere qualsiasi incarico, occorre fare un apprendistato, occorre fare un percorso che ti crea le basi. Qui vedo persone che invece, perché hanno la possibilità di investire 10, 100 o 1 milione di euro, si vengono catapultati in delle realtà che sconoscono e poi con risultati pessimi, diciamo. assolutamente, ma soprattutto quando si perde, perché quando si vince siamo tutti bravi. Poi il vero dirigente o la vera società è come riesce a reagire nei momenti di difficoltà, e là si vedono i problemi, perché poi la cosa più facile è cacciare l'allenatore, è più facile prendere i giocatori e si fanno danni su danni, e poi magari l'anno dopo dice no, ma io col calcio ho chiuso. Beh, diciamo Sono che- delle meteore. Certo, ma delle diciamo che il meteore presidente ha un ruolo diverso rispetto al dirigente in sé ma- per sé Sì, sportivo. e quando però il presidente vuole fare anche, vuole mettere E questo è il la grande danno. lingua sulla formazione, E sugli questo acquisti. è il grande danno. E allora lì il dirigente deve avere la Assolutamente, perché qualche capacità. amico gli ha consigliato il giocatore X o il giocatore Sì. Y, ma tu l'hai visto mai giocare, lo conosci, sai se è una persona che può stare in questo spogliatoio. La presunzione non va per il calcio. Assolutamente sì. Non va per il calcio. Grazie Giovanni Castronovo per essere stato presente qui a Face to Face. Ti sei raccontato, e vedo come al solito con grande libertà di idee. Assolutamente sì, grazie a voi per l'onore che mi avete dato. Noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Face to Face. Appuntamento alla prossima. Benvenuti a Face to Face, 7 domande per 7 risposte. In questi minuti cerchiamo di scoprire anche gli altri lati dei nostri ospiti. Partiamo subito con il nostro ospite e vi dico subito che è un giornalista professionista, libero cultore di storie, di cronache e di sport. Con noi Alessandro Silverio. Ciao Alessandro, Salve. ben trovato. Grazie per l'invito. Allora cercheremo di scoprire gli altri lati della tua figura professionale, cercando anche di capire quelle che sono un po' le tue caratteristiche. 7 domande, sei pronto? Pronto? Benissimo, la prima. Fai calcio da tanto tempo e quindi avrai conosciuto tantissimi calciatori, dirigenti, moduli di calcio, ma qual è la passione che continua ad alimentare questo gioco del calcio, che è il più bello del mondo? Ma la passione per quanto Certo. mi riguarda? Beh, diciamo che io ho cominciato la carriera di giornalista proprio occupandomi del calcio per il giornale, e poi sono venute anche altre situazioni, sono entrato in società, insomma ho fatto di tutto per diciamo coltivare questa E passione. quindi qual è la spinta che ti dice sempre di continuare? Perché le difficoltà ci saranno state e saranno state anche tante. Sì, ci ho rimesso anche dei soldi. Immagino. Ma che cosa continuare? Perché è un mondo meraviglioso, è come una favola, è come dove tu puoi sempre scrivere questa favola e sperare che ti possa regalare tante soddisfazioni, che possa avere sempre negli episodi di vita, insomma, che condividi con questo sport, che possa avere un lieto fine. Ci sono stati momenti difficili e da lì ho trovato spesso la forza
per E la continuare. determinazione per continuare. Per continuare, e devo dire che le soddisfazioni sono arrivate, anche tante amarezze, ma è come Beh, la ma ci può vita. anche stare, questa è la vita, È no? come la vita. L'evolversi del calcio ha portato anche al cambiamento del giornalismo sportivo, ne sono pienamente convinto. Tu condividi questa cosa? Sì, condivido, non sono però molto contento di come ci si muove, perché prima c'erano i giornali, c'erano le televisioni, ci sono fortunatamente ancora le televisioni. Adesso è sono arrivato subentrati i social. i social, dove una notizia viene masticata in 24 ore, forse anche meno, non si valorizza, Si è brucia troppo, presto. sì, e si è troppo superficiale, mentre prima si lavorava tanto per riuscire, diciamo, a dare sempre su quella notizia tutti i particolari, tutte le Ma i nel caso contorni. specifico del giornalismo sportivo, sotto questo punto di vista, l'evoluzione è stata in positivo o in negativo con l'evolversi del calcio? Allora, secondo me non è stata proprio positiva questa evoluzione, sempre legata al discorso social, Sì. Informazione nel web, ma direi che questo ha riguardato non solo lo sport, ma un po' tutta l'informazione, È vero. perché mentre prima si cercava sempre l'approfondimento di una partita, gli episodi particolari che accadevano durante i 90 minuti, adesso si va subito col risultato, si va immediatamente con le azioni. È un giornalismo di routine, diciamo. È che è più veloce probabilmente, Esatto, no? mancano le schede, Mancano le schede che prima effettivamente le c'erano. opinioni. Oggi secondo me bisognerebbe ripescare questo. Sarebbe bello, condivido. Senti, l'emozione sportiva internazionale che più ami e che ogni volta tiri fuori magari dalla tua scatola dei ricordi. Ce ne sono due in particolare. La prima è il mondiale dell'82, del 1982. Quella è veramente una grande favola, perché a proposito di stampa, dopo il girone con i famosi pareggi, Sì, sì. no, le critiche erano feroci su tutti i Sappiamo giornali. benissimo il silenzio stampa dei Sì, giocatori. sì, poi però è venuta fuori la vittoria con l'Argentina, quindi poi c'è stato questo crescendo con il Brasile. E ricordo La passeggiata con la Polonia, io dico. questa è vera passeggiata. E poi questa finale che non potrò dimenticare, perché c'era mio nonno che aveva un male incurabile e però era ancora lì cosciente, A tifare seguiva, però per a l'Italia. tifare col bastone. Siamo partiti, c'erano anche degli amici miei e anche di mio padre, dei miei zii. Insomma, c'era tutta la casa piena. A tifare solo Italia. E eravamo in pantaloncini, siamo finiti in mutande come i pazzi. Beh, come te, tantissima altra gente. E la seconda emozione? La seconda grande emozione è la finale intercontinentale della Juventus con, mi pare, l'Argentinos Junior, e quando c'era Platini Sì. che segnò il rigore il gol di Gigi. vincente, se non Quella sbaglio. partita non c'erano televisioni che facevano quella Era gara. anche una coppa un po' abbandonata Non a se era stesso. molto, però è sempre campione del mondo. Beh, certo. A un certo punto io ero dai miei zii e non riuscivo a dormire, chissà come finisce, chissà come... E mio zio, pur essendo milanista, vedeva la mia sofferenza e dice: sto ragazzo manco E come sei soffre. riuscito poi alla fine a seguire quella partita? E veniva, lui mi dava gli Ah, aggiornamenti. ti dava gli aggiornamenti in tempo reale? In tempo reale, dice vieni a seguirla. No, dico non voglio seguire perché... E alla poi fine andò bene però, per andò fortuna. bene, perché io mi ero addormentato, mi sveglio e dice guardate che La Juventus sei ha campione vinto. del mondo. Dico, Senti, hai mai litigato con qualcuno degli addetti ai lavori, con dei dirigenti, con dei calciatori, anche per questioni di mentalità diversa? sì, a voglia, ce ne sono Mi episodi. immagino. Perché vedi, in questo mondo, quando tu fai l'informazione, magari i protagonisti vorrebbero le domande che loro si aspettano Certo. per esaltare, però in realtà Vogliono bisogna... andare sul sicuro. Esatto, bisogna però essere realisti, perché ci sono delle domande che poi possono essere scomode, ma se sei bravo ne esci con eleganza. Invece alcuni vanno in escandescenza, insomma. E abbandonano. Sì, oppure ti rispondono male. Ce ne sono stati episodi del Immagino. genere.
E in quel caso come ti comporti? Non poi? come addetto stampa, devo dire, perché sappiamo che l'addetto stampa è una figura un po' più diversa, particolare. ma come conduttore televisivo, come di programmi sportivi, perché ne ho fatti Certo. anche tanti, è capitato una volta per una radiocronaca, insomma, qualcuno riferì a un calciatore, non voglio fare nomi, insomma, riferì delle cose che io avevo detto, delle critiche. E poi arrivai agli spogliatoi per fare l'intervista e uno di questi uscì con una sedia perché Addirittura. mi voleva. Pazzesco. Beh, questa è la dimostrazione. Intervenne un grande amico, un grande giornalista nisseno che si chiama Pippo Grosso, Sì. che si chiamava purtroppo perché non c'è più, e riuscì a sedare con grande personalità, perché io ero quasi impaurito, dico, ma che sta ci succedendo? mancherebbe. Molto, molto brutta la situazione. Senti, sei nel mondo del giornalismo ormai da tantissimo tempo, ma cosa preferisci raccontare? Più una partita di calcio oppure, chissà, un fatto di cronaca importante? Allora, devo dire che dal punto di vista professionale, per un giornalista vivere fatti di cronaca, anche se gravi, è sempre importante, no? Sempre qualcosa in più. Io ho vissuto esperienze giornalistiche nel periodo della guerra di mafia a Gela, quando ci fu quella strage di cui parlano tutti del Sì. 90. Siamo andati lì con altri colleghi a seguire le vicende, a raccontare poi. Un fatto di cronaca molto drammatico. Drammatico, perché andavi in un locale e trovavi un numero di morti, Sì, e si sentiva quell'odore cattivo di ferro che stava, diciamo, a segnare un po' pazzesco. la drammaticità degli eventi. Queste cose ti segnano, Queste ti segnano, come ho visto anche incidenti stradali terrificanti, che è meglio non raccontare i particolari. Sì. Ce ne fu uno, ero di ritorno da Milano dalla mia esperienza del RTL e decisi di tornare perché il giornale mi voleva assumere. Ho fatto questa scelta al contrario, mentre gli altri vanno Tu al sei nord. ritornato a casa. E il primo articolo fu un incidente stradale sotto Enna, era mi pare gennaio, fine gennaio, c'era il ghiaccio, arrivai lì, 8 morti con le macchine sotto un tir che si era messo di traverso. Insomma, l'arrivo in Sicilia non fu certamente sereno e tranquillo. Sono esperienze che ti sei, mentre il giornalismo sportivo, diciamolo, è una cosa divertente. Che ti emoziona lo Che stesso. ti emoziona, sì, quello sicuramente, però poi queste esperienze ti danno il segnale un po'. Ti danno anche un peso diverso della diverso, e poi quando li devi raccontare, io allora fumavo, insomma, mi sono dovuto fumare un pacco e mezzo di sigarette. Adesso poi ho smesso. Adesso hai smesso. Da molti anni. Senti, notorietà e giornalismo vanno spesso a passeggio insieme, ma dove deve fermarsi la notorietà e dove si trasforma invece la vera parola del giornalista? Ma allora, la notorietà nel giornalismo c'è, è inutile negarlo, però bisogna sempre avere il quadro chiaro della situazione, cioè non bisogna mai andare oltre certi limiti. Io vedo che oggi ci sono stati giornalisti anche in un recente passato che sono diventate showman, showgirl, Sì. di tutto. Cioè, prima A me non facevano i piacciono giornalisti. molto queste figure così troppo Bisogna leggere. seguire una strada, se fai il giornalista, fai il Condivido, giornalista e basta. La condivido. notorietà poi è importante. Per esempio abbiamo, che so, io ti dico un Sandro Ciotti, no? Per Certo, tornare al certo. nostro argomento di Sportivo sport. calcistico. Sandro Ciotti ha fatto anche altro, spettacolo, cinema, ma ha saputo farlo Con equilibrio. Ecco, questo, equilibrio. è importante fare Se tutto c'è questo. quello, probabilmente i risultati sono più chiari. Sì. E le figure sono inquadrate in una maniera più omogenea. Non bisogna farsi travolgere Bene, è vero. dall'entusiasmo, dal fatto di essere riconosciuti in giro, Sì. fermati, no, perché poi si e lì i supera il- social incidono. in questo momento si sicuro. diventa star anche e soprattutto grazie ai i social. social. Allora, per chiudere, quanto la vita privata può cavalcare l'onda del tuo impegno, del tuo sacrificio, del tuo lavoro? Ma la mia esperienza personale parla di una vita privata sacrificata, diciamocelo francamente,
perché soprattutto quando devi vivere una vita sentimentale, Certo. insomma cercare di farti una famiglia, però questo mestiere non te lo consento, almeno fino a Si fanno qualche quasi anno delle fa. scelte, no? Sì, si fanno delle scelte, io ho fatto anche delle scelte più professionali perché volevo raggiungere dei traguardi, altrimenti per gran parte della giornata avrei dovuto, diciamo, sacrificare tante cose e non me la sono sentita. Ho deluso magari qualcuno che magari questa puntava al è una matrimonio. scelta tua, no? Poi però, alla fine è una scelta tua. Però insomma alla fine non mi pento. Grazie Alessandro, ti sei raccontato in maniera come al solito sempre molto lineare, libera, È stato e un mi fa piacere. piacere. Grazie dunque ad Alessandro Silverio, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo numero di Face to Face. Alcuni faccia a faccia che abbiamo realizzato in questo 2024, in visione in questa puntata odierna di Penalty, che si conclude qui, ma vi aspetto domani alle 20:30 sul canale 19 di TVM Palermo. Since Jesus was, oh, when Jesus was, since Jesus was, He washed my tears away. Merry Christmas and a Happy New Year! Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Stadium Sicilia vi aspetta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold venerdì 3 gennaio. Si ritorna in campo con le 3 squadre siciliane di Lega Pro. Vi aspetto!